Per te. Rissa calcio a Castelfranco, identificati e denunciati i ragazzi coinvolti. Si tratta di 7 minori tra i 15 e i 16 anni, fondamentali video e testimonianze dei coetanei presenti. Mam corre ai ripari dopo i continui episodi di violenza nei confronti di autisti e controllori. In 5 autostazioni della Marca arrivano le guardie giurate, il nostro personale ormai esasperato. A Crocetta, comunità sotto shock per la morte della 25enne Chiara Bortoletto, morta ribaltandosi con l'auto in un fossato pieno d'acqua a Oderzo. Rimangono serie le condizioni del giovane che era con lei. Il femminicidio di Margherita Ceschina Conegliano, l'ex marito accusato di aver commissionato il delitto per non pagare l'assegno di mantenimento da 10.000 euro al mese, è uscito dal carcere e si trova ai domiciliari in una casa di riposo. 2 pregiudicati sfuggono all'alta della polizia locale a Castelfranco, inseguiti e bloccati. Il conducente era ubriaco, senza patente e senza assicurazione, denunciato insieme al passeggero. Smog, problema cronico. Il presidente di ANCI Veneto Conte chiede un incontro urgente al ministro dell'Ambiente Pichetto Frattini. Occorre un piano di intervento strutturale. Ad una settimana dalla tradizionale sfilata dei carri allegorici, la macchina organizzativa di Treviso scalda i motori e si prepara ad accogliere ben 60.000 persone. La sfilata sarà trasmessa in diretta su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera, che riguarda i furti con l'incubo ladri. Lo vedete ora nello schermo, torna l'idea delle ronde, è giusto secondo voi? Se volete rispondere sì, lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring di questa sera. Ed ora l'avete sentito dai titoli: rissa a calci a Castelfranco, identificati e denunciati i bulli. Si tratta di minori tra i 15 e i 16 anni, le indagini dei carabinieri, e fra l'altro domani è proprio la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono stati tutti identificati i ragazzi che hanno partecipato alla rissa nell'autostazione di Castelfranco. Si tratta di 7 giovani delle province di Treviso e Padova, frequentanti istituti scolastici del luogo tra i 15 e i 16 anni. I carabinieri li hanno denunciati all'autorità giudiziaria minorile per reati che vanno dalle percosse alle lesioni agli atti persecutori. Le immagini della violenta lite erano finiti sui social, riprese fatte con i cellulari da numerosi ragazzi che hanno assistito alla scena. Video che sono arrivati anche nelle mani dei militari dell'Arma. Sono stati proprio gli studenti presenti all'accaduto che con senso civico si sono presentati spontaneamente dai carabinieri per riferire circostanze ed elementi utili alle indagini. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, 3 dei partecipanti minorenni si sarebbero resi responsabili di atti di bullismo protratti nel tempo ai danni di un coetaneo, culminati con l'aggressione di giovedì scorso con schiaffi e pugni. Nel frangente, uno dei 3 bulli, unitamente ad altri 4 giovanissimi, avrebbero poi ulteriormente aggredito un secondo minore intervenuto in difesa del primo. Quest'ultimo, per la gravità delle lesioni ricevute, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Rimangono impresse le immagini della lite con calci e pugni e la violenza con la quale questi studenti si sono affrontati. Nonostante l'aggredito fosse a terra, continuavano a colpirlo sulla testa e sulla schiena. Minori senza nessuna remora, senza nessuna regola. Ora rischiano di risponderne davanti ad un giudice. Mam corre ai ripari dopo i continui episodi di violenza nei confronti di autisti e controllori. In 5 autostazioni della Marca arrivano le guardie giurate. Il nostro personale è ormai esasperato. Intanto una 28enne è a processo per aver aggredito 2 controllori a Treviso, era senza biglietto. Oggi all'autostazione di Oderzo, negli ultimi mesi in balia di alcuni sbandati, domani in quella di Treviso e poi a seguire a Conegliano, Motta di Livenza e Montebelluna. Sono queste le autostazioni dove MOM ha deciso di impiegare guardie giurate di fronte alle ormai quotidiane violenze nei confronti di autisti e controllori. Abbiamo ingaggiato dei vigilantes, delle guardie private, che devono fare ovviamente dei controlli e, se del caso, chiamare le forze dell'ordine. Questo per dare una garanzia di sicurezza
all'utenza, come ho detto prima, ma anche al nostro personale. Già individuate le fasce orarie più a rischio, durante le quali saranno in servizio i vigilantes. Soprattutto verso l'una, verso la sera, sono i momenti più critici. Non solo nelle autostazioni, ma anche a bordo degli autobus, soprattutto in determinate fasce orarie e in quelle linee maggiormente pericolose. Noi abbiamo e sappiamo quali sono le corse più a rischio e più pericolose, e quindi i nostri verificatori saranno assistiti da guardie giurate. MOM ha anticipato la decisione alle forze dell'ordine, con le quali, spiega Colladon, c'è massima collaborazione. Noi siamo in contatto giornaliero con le forze dell'ordine e questo è solo un aiuto, perché le forze dell'ordine hanno altre cose anche da fare. L'avvio del servizio nelle 5 autostazioni è un primo banco di prova per valutarne un'eventuale estensione. Dopo queste verifiche vedremo dove sono i punti più difficoltosi e da inserire altre unità. Femminicidi, bullismo e baby gang, creare una rete di sentinelle tra la scuola e la famiglia per intercettare il problema. Così la psicoterapeuta veneziana Vera Slepoi oggi a Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto. I femminicidi di Giulia Cecchettin, 22 anni appena, e Vanessa Ballan, 26 anni, incinta al 3° mese, e la professoressa Vera Slepoi, nota psicoterapeuta e scrittrice, a spiegarne le dinamiche psicologiche, scavando nella mente dei rispettivi assassini. Il femminicidio è il risultato finale, generalmente, di un mondo dove la relazione affettiva da un lato, vedi il caso Cecchettin, o la relazione istituzionale come il matrimonio, ad esempio, dove poi ci sono i figli, eccetera, quando c'è una perdita di questo contenitore, la morte, l'eliminazione dell'intero nucleo molte volte è una via paradossalmente salvifica. Salvifica per l'assassino, perché eliminando la persona che gli ha causato il problema, elimina il dolore generato dal problema stesso, spiega sempre la Slepoi. Le incapacità di gestire la fine, ad esempio, di una relazione, le conflittualità, la gestione anche delle separazioni, che molto spesso avviene in modo superficiale senza tener conto di quelle che sono le conseguenze. Quindi le baby gang, il bullismo, anche a scuola gli stupri, le rapine. Tra i temi affrontati nel corso del dibattito dal titolo Comunità educante a lezione di affettività, incontro tenutosi a Venezia dalla professoressa Slepoi con amministratori e primi cittadini veneti per tentare di arginare e possibilmente prevenire i dilaganti episodi criminali, atti di bullismo messi in atto dai ragazzini e ragazzine, spesso anche minorenni. A tal fine si deve creare una rete allargata tra la scuola e la famiglia, così l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. C'è una facile soluzione? C'è la consapevolezza, c'è la presa di coscienza, cioè che ciascuno, rappresentante delle istituzioni, io per prima in quanto assessore all'istruzione, devo tenere una posizione, non è giudicante, è di evidenza del problema, girare il volto dall'altra parte, dire che sono fenomeni isolati, dire che non vi è un problema di consapevolezza, cioè vi è un problema di consapevolezza, non vi è un problema di realizzazione della gravità, questo è compito delle istituzioni, altrimenti cominciamo ad accettare che la società sia così e sia un fatto ineluttabile. La tragedia di ieri pomeriggio a Oderzo, costata la vita ad una 25enne ferito gravemente il 23enne che viaggiava al suo fianco. Parla l'operaio 30enne che per primo ha soccorso i 2 giovani. Vorrei incontrare il ragazzo che si è salvato. Quando ho capito che lui sta in Treviso, volevo andare per vedersi, per parlare, chiedere come lui sta, come si sente. Vorrebbe abbracciarlo? Sì, certo. Vorrebbe incontrare e abbracciare il ragazzo di 23 anni di Vidora a cui ha salvato la vita ieri pomeriggio in via Fraine a Oderzo, nel drammatico incidente in cui è morta Chiara Bortoletto alla guida dell'auto uscita di strada e finita in un fossato. Lui è Nicolai, giovane operaio 30enne, sta andando a lavoro in bicicletta quando all'altezza della curva vede la Mazda ribaltata e non ci pensa su 2 volte. Ferma un camion che trasporta una gru e insieme all'autista agganciano la vettura sollevandola. Ho visto che era un ragazzo in acqua e una ragazza era in macchina con, come si dice, con
con cintura. Prima l'ho tirato a lui, ho iniziato a fare massaggio sul cuore e respiratore bocca a bocca. Facevo 1 minuto, 2 così, e dopo è uscita acqua da bocca e lui ha iniziato già a respirare, ma non aperto l'occhio, solo ho iniziato a respirare. Quando si rende conto che il 23enne respira, Nicolai non trattiene le lacrime. Io ho iniziato a piangere quando ho visto che lui ha iniziato a respirare. Davvero che ho iniziato a piangere perché ero felice. Se passavo io davanti, moriva anche lui. Ma non c'è tempo. Il giovane inizia subito a rianimare Chiara, come imparato durante le lezioni di primo soccorso. Ma facevo di più di 2-3 minuti, lei costa tutto, ma ho visto che già non aiutava niente. Quindi ho capito che già era morta. La gioia per essere riuscito a rianimare il ragazzo si infrange contro la disperazione per la morte di Chiara. C'era anche 2-3 persone, magari se ne aiutavano, era totale in 4 persone e salvavamo anche lei. Nicolai fatica a riprendersi dopo quanto accaduto. La scena di quei terribili minuti è ancora davanti agli occhi e la consapevolezza di aver fatto il possibile per i 2 giovani, ma non vuole essere chiamato eroe. Tutte persone che devono aiutare uno l'altro. Questo non che io sono eroe, io sono un ragazzo semplice. Ed è una comunità sotto shock, quella di Crocetta del Montello, all'indomani dell'incidente stradale costato la vita a Chiara Bortoletto, 25 anni. Nelle scorse ore la madre è rientrata dall'estero. Buone solare, siamo sconcertati, dicono in paese. Migliorano intanto le condizioni del ragazzo che era con lei. Quando passava di qua era la mia tosetta, in parole di dialetto così, perché era sempre sorridente, sempre che saltava per dire basta, non la vediamo più purtroppo. Dispiace da morire, una cosa troppo brutta, morire così. Buona, simpatica, aperta, gioviale, sportiva. Aveva tante belle qualità per me. Dopo la ricordo così perché l'ho vista da piccola, aveva 1 anno, quindi l'ho vista crescere. In via Marconi a Crocetta del Montello non c'è pace, solo sconcerto e dolore per la tragica fine di una ragazza a cui era impossibile non voler bene. È morta nel peggiore dei modi in via Fraina col Francui, dove restano le tracce della sbandata letale e un fiore giallo. Sull'incidente costato la vita a Chiara Bortoletto, 25 anni, indagano i carabinieri, ma forse una parola definitiva sulla dinamica potrà arrivare solo dal ragazzo che si trovava in auto con lei, l'amico 23enne di Vidora, ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al Cafoncello. Nelle scorse ore si è risvegliato, ma rimane intubato. Per lui ci sono speranze. Quello che sembra certo al momento è che alla guida dell'auto, una Mazda MX-5 Cabrio, ci fosse Chiara, anche se il mezzo era di proprietà del 23enne. La sbandata dopo una curva, una fuoriuscita autonoma, secca, a terra nessun segno apparente di frenata. A soccorrere i 2 è stato un cittadino straniero che si stava recando al lavoro in bicicletta. Con ogni probabilità, dicono anche i carabinieri, è riuscito a salvare la vita al ragazzo praticandogli il massaggio cardiaco. Chiara lascia papà Loris, mamma Flora e la sorella Francesca. La madre è rientrata in queste ore dall'estero, dove si era recata a trovare una sorella. Ieri mattina è partita, mi ha detto il marito stamattina, si è partita ieri mattina e quando è arrivata ha saputo la notizia, penso sia tornata, cioè tempo di fare le carte e ritornare indietro, insomma, ecco, non lo so. Comunque guardate, una famiglia meravigliosa. La disperazione, basta, lui non parla, cosa vuoi che faccia? Piange e basta, e la figlia è uguale, ma non si può fare niente, basta, se si riuscisse a sollevare di qualcosa. Ma non si riesce a fare niente purtroppo. Attoniti anche gli amici. Victor è titolare del bar che Chiara frequentava. Una persona molto solare, molto vivace, sì, siamo tutti molto sconvolti da quello che è successo, insomma, da quando abbiamo ricevuto la notizia ieri, 2 giorni fa era qua, quindi sì, siamo rimasti tutti molto, sì, non ci credevamo, insomma. La comunità è una famiglia, quindi quando c'è male per qualcuno c'è male un po' per tutti e quindi altro non possiamo che a parole cercare di esprimerlo. Forse l'abbraccio servirebbe di più, ma ci siamo tutti vicini.
Ed ora parliamo della tragedia avvenuta a Susegana. Oggi l'autopsia sul corpo di Mohamed Chaid, il ciclista 76enne investito all'altezza di Sant'Anna. Sarà una perizia cinematica a stabilire la dinamica dell'incidente. La bicicletta percorreva la provinciale 34 all'altezza di Sant'Anna quando è avvenuto l'impatto con il furgone. Mohamed Chaid, 66 anni, di origini marocchine, in sella alla 2 ruote, è finito dentro un fossato ed è morto all'istante. L'esame autoptico eseguito dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto ha stabilito che a causare il decesso è stato un grave trauma cranico. L'autista del furgone, un 76enne di Sernale della Battaglia, che prima, secondo alcune testimonianze, si era fermato sul luogo dell'incidente e poi si era allontanato, dovrà rispondere di omicidio stradale e omissioni di soccorso, ma sarà una perizia cinematica a stabilire l'esatta dinamica di questa tragedia. Se la bici, carica di 2 borsoni, possa aver toccato il mezzo oppure se quest'ultimo lo abbia travolto. Una strada comunque stretta e pericolosa, come hanno raccontato i residenti. Le indagini della polizia locale di Conegliano. Non si sono fermati all'alte della polizia locale ieri mattina a Castelfranco, lungo via San Pio X, un 50enne residente nel Veneziano ed un coetaneo croato, risultati poi pregiudicati. 2 a bordo di una Golf si sono dati alla fuga ad alta velocità, immediato l'inseguimento in direzione Riesi. I fuggitivi hanno tentato di nascondersi all'interno di un vivaio, salvo poi venire raggiunti e rintracciati dagli agenti che li hanno fermati. Il conducente era in stato di ebbrezza, non aveva conseguito la patente di guida e conduceva un veicolo privo di copertura assicurativa e revisione. Entrambi sono stati denunciati e l'auto posta sotto sequestro. Ed è ritornata a casa la 33enne di Montebelluna, scomparsa da giovedì scorso, facendo precipitare i familiari in ore di angoscia. La descrizione della giovane donna era stata diramata dalle forze dell'ordine, alle quali la famiglia si era rivolta denunciandone la sparizione, i visti lunghi giorni di assenza che avevano fatto temere il peggio. I carabinieri fanno sapere che tutto invece è stato risolto, con la 33enne rientrata nella sua abitazione. Ed ancora cronaca, parliamo dell'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano. L'ex marito Enzo Lorenzon, 79 anni, accusato di essere il mandante del delitto, è uscito dal carcere ed è agli arresti domiciliari in una casa di riposo nella Sinistra Piave. Stamattina è stato posto agli arresti domiciliari su richiesta appunto che avevo fatto, in attesa della decisione del Tribunale del riesame, che dovrà decidere a seguito dell'annullamento della ordinanza di custodia cautelare da parte della Cassazione. Ho ritenuto fosse necessario e urgente presentare una richiesta di arresti domiciliari e il giudice l'ha accolta. La notizia è arrivata in tarda mattinata. Enzo Lorenzon, 79 anni, accusato di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie Margherita Ceschin, è agli arresti domiciliari presso una casa di riposo nella Sinistra Piave. Le motivazioni di questa decisione riguardano le precarie condizioni di salute, spiega il legale. Evidentemente forse ha inciso anche il fatto che il procuratore generale della Cassazione, in sede di conclusioni nell'udienza appunto che abbiamo fatto nelle scorse settimane, per Lorenzon aveva richiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di Venezia, stante la mancanza di eccezionali esigenze cautelari, che sono quella condizione che può determinare la carcerazione di un ultrasettantenne. Rimangono in carcere il 38enne Sergio Antonio Lorenzo, accusato di essere uno degli esecutori materiali del delitto, difeso ora dall'avvocato Mauro Serpico, e il 41enne Juan Maria Guzman, ritenuto uno degli intermediari, assistito dall'avvocato Fabio Crea. Attendiamo le motivazioni della Cassazione e quindi la fissazione entro breve tempo da parte del Tribunale del riesame, che dovrà decidere a questo punto sussistenza della tenuta indiziaria e quindi non solo sulle esigenze cautelari, e quindi confidiamo in una valutazione più ampia e ancora più favorevole. Insomma, presto, se la decisione dovesse essere favorevole agli indagati, potrebbero aprirsi le porte del carcere anche per i 2 domenicani. Ma, sottolinea l'avvocato Crea, bisogna attendere le motivazioni della Cassazione e la decisione del riesame. Intanto si attende l'estradizione dalla Spagna di uno dei 2 presunti esecutori materiali del delitto, fuggito poco dopo l'omicidio. L'altro, che si troverebbe sempre in Spagna, non sarebbe stato per ora rintracciato. Margherita Ceschin era stata trovata morta il 24 giugno scorso nella sua abitazione a Conegliano, uccisa barbaramente, senza pietà. Un delitto che aveva sconvolto la Marca e che rischia di non avere responsabili assicurati alla giustizia.
Un 24enne già noto alle forze dell'ordine è stato inseguito e bloccato dai carabinieri dopo aver tentato un furto in un'auto parcheggiata in strada a Pieve di Soligo. È stato il proprietario del mezzo domenica ad accorgersene e a chiamare il 112. Vistosi scoperto, il 24enne è scappato senza riuscire a portare via nulla, è intercettato da una pattuglia e fermato. È stato condotto in caserma e denunciato. Per i militari potrebbe aver commesso lui anche i furti segnalati su 2 auto sabato sera e domenica mattina. E non si ferma l'escalation di furti nella Marca trevigiana e da Christian Demma dell'associazione Furti in Corso un doppio appello al ministro Nordio e al prefetto. Il desiderio grande sarebbe di guardarlo negli occhi e dirglielo proprio col cuore, visto che è stato comunque molto bravo quando c'è stato l'appello dei sindaci di depenalizzare il reato di abuso d'ufficio. Adesso ci sono migliaia e migliaia di cittadini che stanno chiedendo la certezza della pena. L'appello accorato di Christian Demma e dell'associazione Furti in Corso ha un unico destinatario, il ministro della giustizia Carlo Nordio, al quale si chiede una ferma presa di posizione contro l'ormai quotidiana azione dei ladri. Ci dia una mano a fare qualcosa, lui è l'unico che può, è anche di Treviso, conosce la situazione, legge i giornali, vede che siamo fondamentalmente sotto assedio, quindi deve riuscire a fare qualcosa, perché depenalizzando i reati non si trova una soluzione. C'è poi un secondo appello, stavolta rivolto al prefetto di Treviso Angelo Sidoti. Iniziamo già da subito, oggi secondo me, a chiamare il battaglione Mestre e andare un po' di rinforzi delle pattuglie. 2 appelli per un'unica richiesta, un intervento da parte delle istituzioni perché agiscano nell'arginare il dilagare dei furti di fronte all'esasperazione delle vittime e al crescente bisogno delle persone di proteggersi, organizzando se necessario servizi di controllo, una sorta di ronde. Una proposta, questa, verso la quale hanno espresso la loro contrarietà i sindaci, ai quali ora si unisce anche Furti in Corso. Direttamente proporzionale con l'ansia e la paura che hanno le persone, no? Quindi loro, tutti noi, l'unica cosa che ogni tanto viene fuori è facciamo le ronde, che però rimane sempre la mia idea, quella dell'associazione Furti in Corso, e siamo totalmente contrari alle ronde perché lasciamo fare quel lavoro a chi è predisposto, quindi alle forze dell'ordine. E affrontarli può anche comportare una colluttazione e se non peggio, perché no? Abbiamo visto che possono essere armati di coltello e potrebbe essere di qualcos'altro, quindi evitiamo di fare gli eroi. Era stato accusato di aver picchiato e maltrattato la moglie, protagonista della vicenda, una famiglia indiana. I fatti sarebbero avvenuti nel periodo tra il 2019 e il 2020 a Distrana. L'uomo, 38 anni, occupato presso un'azienda agricola di paese, oggi è stato assolto, seppur con formula dubitativa. Sotto i riflettori è finita la traduzione approssimativa da parte dell'interprete, che avrebbe riportato frasi della moglie diverse da quelle che in realtà aveva detto. Non sarebbe stata picchiata, secondo la difesa, ma insultata. La lite che aveva portato la denuncia era avvenuta il 31 dicembre 2020, quando l'uomo, tornando a casa per vedere il figlio, viveva infatti in un altro appartamento, visti i dissapori con la coniuge, aveva iniziato una violenta litigata con la moglie, terminata con la denuncia e l'arresto. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo alla politica, europee 2024. Roberto Marcato lancia un ultimatum alla Lega: io con Vannacci non c'entro nulla, la Lega è la mia casa ma la strategia non è chiara, grandi manovre in corso con Tosi contattato anche da sinistra, nessuna chiamata dalla Lega. Lei si candida alle europee? Io non ho avuto, io posso anche dire che mi candido qua, voglio dire, ma bisogna capire come, con chi e con cosa. Siccome il mio partito non me l'ha chiesto, suppongo di no, insomma, siamo a fine... La Lega ancora non le l'ha chiesto? No, assolutamente. Non ho visto un grande entusiasmo da parte della dirigenza del mio partito nei confronti di una mia possibile candidatura. I giorni della merla sono passati, ma tra Roberto Marcato e i vertici leghisti i rapporti restano freddi, anzi gelidi. Ospite a Ring, lo stesso assessore allo sviluppo economico, mister preferenza alle regionali 2020 e uomo forte del Carroccio, non nasconde amarezza e stupore, questione non solo personale. Non è che noi stiamo vivendo un particolare momento di euforia, di consenso, di effervescenza. Io
metterei in campo tutti i migliori in termini di preferenze, i primi 10 preferenze li costringerei pistola alla tempia, ovviamente metaforicamente parlando. Seguendo questa logica, Salvini pare intenzionato a candidare il generale Vannacci. Lei ci starebbe in un partito che candida come capolista io con il generale Vannacci non c'entro niente. Io non c'entro nulla, non c'entra nulla la mia storia. Non c'entra nulla il mio apparato valoriale, non c'entra nulla, io rispetto tutti, cioè non sto dicendo che io ho ragione, Vannacci ha torto, ma i miei valori, il mio credo, la mia cultura, la mia sensibilità c'entra poco o nulla, ecco, con il generale Vannacci. A proposito di valori, Marcato si professa apertamente antifascista, ricordando allo stesso tempo che nel DNA della Lega ci sono autonomia e territorio, ma a fronte di un Carroccio gelido e che appare distante c'è un Flavio Tosi alle grandi manovre. Non posso nascondere che, visto che siamo stati nemici acerrimi, che mi abbia fatto piacere la richiesta che è venuta da Forza Italia come da altri partiti, anche di sinistra, ovviamente fa molto piacere. È che io sono nato qua e qua vorrei restare, insomma, ecco. Questa è la mia casa. È una sorta di ultimatum il suo alla Lega? No, ultimatum no, è che mi piacerebbe capire qual è la strategia. Il presidente di ANCI Veneto, Mario Conti, interviene in merito all'emergenza polveri sottili nella pianura padana, rappresenta uno dei problemi ormai cronico e strutturale. Ha chiesto un incontro quindi urgente al ministro Gilberto Pichetto Frattin. È necessario, dice Conte, mettere in campo un piano straordinario per la sostituzione delle caldaie e la riforestazione urbana per tutti i comuni del Veneto che vivono questo problema. Inoltre invito anche i colleghi delle altre regioni della pianura padana a unirci per affrontare il problema. Ormai affrontiamo quotidianamente una vera e propria urgenza, aggiunge un'urgenza strutturale che va affrontata a livello governativo e comunitario. Da soli i comuni non possono fare miracoli. Sul tema inquinamento interviene anche il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. Il picco record di polveri sottili che si è registrato a Treviso, addirittura con 174 mg per metro cubo, ovvero ben oltre il triplo del limite di 50 stabilito per legge, la dice lunga sul disastro veneto. Altro che colpa del clima, si dimostra che il piano aria in vigore è anacronistico e ininfluente. Ed ora parliamo invece del carnevale. Ad una settimana dalla tradizionale sfilata dei carri allegorici, la macchina organizzativa di Treviso scalda i motori e si prepara ad accogliere ben 60.000 persone. La sfilata sarà trasmessa in diretta su Antenna 3. Dove si balla, fotti te ne balla. Questo carnevale sarà diviso in 3 giorni, sabato e domenica saranno protagonisti gli artisti di strada, i trampolieri, i giocolieri, mangiafuoco, in un focus dedicato ai bimbi in centro storico. Martedì, come è per il 5º anno organizzato da Carnevali di Marca, ci sarà la grande parata di carri allegorici. Una festa lunga 3 giorni, quella del tanto atteso Carnevale di Marca. Dopo le sfilate e gli spettacoli per i bambini nelle piazze della città, come da tradizione Treviso si prepara ad accogliere il corteo dei carri allegorici nel pomeriggio di martedì grasso, che attraverserà il centro storico. 60.000 le persone attese. Un evento che coinvolgerà la città di Treviso a 360 gradi. Abbiamo investito molto come amministrazione comunale anche sull'aspetto della sicurezza, perché riteniamo assolutamente fondamentale questo, perché un carnevale sicuro è un carnevale anche più bello. Delle staccionate che verranno messe anche alla limitazione, diciamo, dell'accesso al pubblico verso i carri, quindi una protezione maggiore. Partenza alle 14.15 da Piazzale Burchiellati e poi la sfilata nel percorso che costeggia le mura cittadine. La giuria dalle mura decreterà il carro vincitore che per la prima volta assegnerà non 1 ma ben 3 premi: miglior carro, gruppo e coreografia. La sostenibilità e l'ambiente, i temi più gettonati per i carri. I gruppi spontanei sono sempre più anche sensibili all'ambiente e alla sostenibilità. È una cosa molto importante che sempre più andremo anche noi a
ad aiutare. Questo però sembra non bastare a placare le polemiche che ogni anno si ripropongono, legate al fatto che la sfilata porterà dei trattori in centro storico. Treviso, che in queste settimane è maglia nera per numero di giorni consecutivi di sforamento dei limiti delle polveri sottili. Inutile, a detta dell'assessore all'ambiente, bloccare ulteriormente il traffico in città. L'ha dimostrato la pandemia, quando era bloccato tutto il traffico e tutta la circolazione, compresi gli aerei, e i valori di PM10 erano praticamente alti e costanti. C'è da dire che non possiamo vietare tutte le manifestazioni o quello che si fa all'aperto, e quindi non stiamo andando in quella direzione. Conto alla rovescia per la DJ Ten, che il 19 maggio sbarcherà a Treviso con 2 percorsi di 10 e 5 km tra le vie del centro. Questa mattina il sindaco Mario Conte è stato ospite di Radio DJ, dove ha incontrato Linus e Nicola Savino. Eccoli immortalati con in mano la maglietta ufficiale di quella che è più di una corsa, ma una vera e propria festa. Un grande evento di sport, benessere e musica. Sarà una giornata pazzesca, scrive Conte nel suo post Facebook. Ed ora siamo invece alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, un altro incidente sul lavoro mortale, questa volta a farne le spese il titolare di una ditta individuale, Giovanni Corona, 65enne di Longarone nel Bellunese. Il grave infortunio è venuto a Rivoli nel Torinese. La sua ditta lavorava per conto della Locagru di Torino e stava installando una gru davanti ad un palazzo quando, per cause da accertare, è caduto da un'altezza di 27 metri. Inutili tutti i soccorsi e il trasporto all'ospedale di Rivoli, dove è spirato poco dopo il suo arrivo. 2 anni esatti al via delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che, superato lo scoglio del tracciato della pista di bob, hanno come imperativo quello di far vincere il paese. A Cortina, passati i timori per la realizzazione della nuova Eugenio Monti, c'è l'apprensione per le proteste che sembrano certe e volte a contrastare i cantieri promosse dal Comitato Insostenibili Olimpiadi, a cui, oltre ai movimenti ambientalisti, hanno aderito i collettivi sociali di Veneto e Lombardia. La minaccia è quella di occupare il lariceto secolare di Ronco e di costituire un presidio per ritardare il passaggio di mezzi operatori della Pizzarotti e delle imprese collegate alla costruzione della pista. Dalla prefettura di Belluno si vuole mantenere un profilo basso, ma già si sa che sono state mobilitate le forze dell'ordine per proteggere Cortina. Sui tempi e dettagli della pista di bob il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, oggi ha chiesto al Ministro dello Sport di riferire in Parlamento. A Cortina si brinda perché mancano 2 anni esatti all'inizio dei Giochi Olimpici, a Belluno invece non mancano le perplessità. Delle Olimpiadi del 2026 i media continuano a parlare. Con oggi nel countdown siamo a meno 2 anni esatti, ma la gente se ne accorge? Secondo me le Olimpiadi sono sempre una buona cosa. Atleti che arrivano, gente che arriva, quindi io la vedo in maniera positiva. Senti un clima olimpico? Assolutamente no, minimamente. No. È grave? Sicuramente, bisognerebbe pubblicizzarlo un po' di più. Sì, ci si pensa, sarà un evento importante. Tutte le ultime Olimpiadi, a cominciare da Atene, un fallimento. E quindi quelle di Cortina? Altrettanto. Tutti i programmi televisivi ne parlano. Quindi va tutto bene? Sì, e siamo contenti, felici. Speriamo che vada tutto bene, dai. Non è molto ottimista? No, l'ottimismo bisogna sempre averlo, sempre. Grazie. E lei delle Olimpiadi? Mancano 2 anni esatti con oggi. Sì, sono felice che siano qua in Italia, primo. Secondo, di sicuro faremo bellissima figura. Penso che siano soldi buttati via, perché la provincia ha bisogno di ben altro che le Olimpiadi a Cortina. No, non me ne frega niente. Le Olimpiadi non le interessano? Come tutto, dai. 2 anni e le Olimpiadi. Benissimo, contenti. Benissimo. Sente questa atmosfera di Olimpiadi? Sì, ci tengo. C'è chi al countdown non ci fa caso, chi lamenta la poca promozione dell'evento, chi ha serie perplessità sulla complessa questione riguardante il rifacimento della pista da bob Eugenio Monti. 2 anni alle Olimpiadi no, non mi interessa proprio niente,
Penso che il mondo ci stia prendendo in giro, però siamo... In che senso? Beh, nel senso direi che con la pista da bob abbiamo dato il meglio. Sì, peccato che anche la pista non l'hanno più fatta e quindi non lo so. Cortina Milano, ma non so quanta cortina ci sia. Penso che sia un tempo un po' lungo per preparare la pista di bob a Cortina. Questa è la mia opinione. Poi non ce la fanno? Non ce la fanno secondo me. Oppure ce la fanno, ma dovranno fare dei lavori molto, molto velocemente e forse non sarà il risultato che tutti si aspettano. Mancano 2 anni esatti all'inizio delle Olimpiadi, ci fa caso? Tu parli inglese perché io parlo inglese. 2 years to the start of the Olympic Games in Cortina. Nice. And? You know? Now I know from you. E a 2 anni dall'accensione del braciere olimpico, il presidente della provincia Roberto Padrin non frena l'entusiasmo. Sarà un grandissimo evento, afferma il numero 1 di Palazzo Piloni. Mi auguro, dice Padrin, che in questi 2 anni si possa davvero accelerare sul fronte delle infrastrutture, in particolare di quelle legate alla viabilità. La notizia che a Belluno la Fondazione Teatri ha avviato contatti per portare in pianta stabile l'orchestra di Rovereto. Accolto di sorpresa il maestro Delio Cassetta, ha chiesto un incontro urgente a sindaco, vice sindaco e assessore. Sono rimasto molto stupito di queste comunicazioni. Questa realtà esiste, forse la gente se lo dimentica, non lo so. Non so cosa pensare da questo punto di vista, però questa realtà storica sono quasi 30 anni che fa attività. Oltre 600 concerti all'attivo con l'evento di San Martino, che è tradizione pluritrentennale, e se non bastasse, a dirigere Dolomiti Sinfonia il maestro Delio Cassetta, con un curriculum d'esperienza a scandire tempo e dinamica del suono a capo delle più famose orchestre d'Europa e del mondo. L'unico suo difetto, verrebbe da dire, l'amore per la sua terra e le sue radici, che il detto Nemo, profeta in patria, gli calza a pennello. Per questo, quando sabato il Corriere delle Alpi ha riferito del progetto del presidente Massimo Ferigutti di portare nella residenza della Fondazione Teatri un'orchestra stabile, che contatti sarebbero già in corso con l'orchestra di Rovereto per far diventare il Teatro Buzzati teatro di tradizione, il maestro Cassetta ha fatto un salto sulla sedia. Non ho niente contro nessuno, dico solo questo. Si parla di orchestra stabile, ma non si sa neanche quello che si sta dicendo, perché l'orchestra stabile prevede una situazione economica molto complicata. Qui stiamo parlando di orchestre che non sono orchestre stabili, né Dolomiti Sinfonia né altre orchestre che vengono citate, non sono orchestre stabili, sono orchestre, si dice, a chiamata, sono associazioni che hanno, come nel nostro caso, i nostri soci sono i nostri musicisti, che sono chiamati da anni, sempre gli stessi più o meno, va bene, per fare il concerto e sono pagati per fare il concerto. L'esempio unico nel Veneto è quello dell'Orchestra di Padova e del Veneto, che ha un bilancio da 1,5 milioni di euro, ma c'è di più. Le disposizioni di legge dello Stato riferite al teatro di tradizione sono strettamente legate alla produzione e alla valorizzazione delle realtà locali. In Veneto ci sono 3 teatri di tradizione, sono quelli di Treviso, Padova e Rovigo. Cosa vuol dire? 2000 giornate lavorative, non sono uno scherzetto, quindi 2000 persone, 2000 giornate che devono essere, come si dice, bisogna pagare i musicisti e tutta la macchina che sta intorno, ovviamente, con 3 opere liriche e 8 recite. Un teatro di tradizione deve inoltre ricevere finanziamenti pari al 40% da comune, provincia e regione per poter accedere al fondo unico dello spettacolo. Decisamente non ci siamo, sbotta il maestro, che lo scorso anno dalla Fondazione Teatri per l'attività di Dolomiti Sinfonia non ha ricevuto alcun contributo. Cassetta perciò ha chiesto un incontro urgente al sindaco di Belluno, al vice sindaco e all'assessore alla cultura. Mi fa un po' pensare che non abbiamo presente quello che si vede tutti i giorni. Appunto, prossima settimana c'è una Madame Butterfly, grazie a Dolomiti Sinfonia, che ha organizzato e che suona, anche una parte dei musicisti suonano in questa opera. Quindi più di questo non so cosa fare. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Anticiclone non più così saldo, la pressione atmosferica infatti cede sul nostro territorio.
Il dettaglio di mercoledì 7 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà piuttosto coperto. Al mattino non si escludono locali pioviggini, in pianura in genere di debole intensità, locali nebbie dopo il tramonto. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente possibili piovaschi, specie sulle zone costiere. Il cielo si manterrà grigio ovunque. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza maggiore tra sole e nubi con qualche addensamento in serata. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.